I numeri sono lì, nero su bianco, quelli dei nuovi migranti di cui ciascun comune della Marca dovrebbe prendersi carico, soprattutto quelli che finora hanno detto no. Sindaci leghisti sulle barricate dopo la pubblicazione del nuovo bando per l'accoglienza dei richiedenti asilo da parte della prefettura, che dovrebbe consentire di far fronte agli arrivi da ottobre a fine anno, ma anche di alleggerire le strutture ancora sovraffollate, dall'ex caserma Serena di Dosson all'ex Zanusso di Oderzo. 6 milioni di euro a base d'asta per gestire 1880 migranti. Alcuni comuni non hanno raggiunto la quota stabilita dall'ANCI, come Castelfranco, dove di profughi ce ne starebbero, secondo i conti dell'ufficio del governo, altri 104. Invito il signor prefetto, a dire al Ministero che Castelfranco, accogliente cittadina della Marca Trevigiana, non è disposta ad accogliere migranti che sappiamo essere per l'80% clandestini presso strutture del pubblico ente. 82 la quota ancora spettante a Conegliano, 103 a Montebelluna, 37 a Riluttante Volpago, 59 a Paese, 55 a Villorba, dove il sindaco Marco Serena in una nota ironizza su un bando che lede la libera concorrenza di un mero business. Damiane, che secondo la prefettura dovrebbe ospitarne 11, Angela Colmellere conferma al prefetto il suo no. Strutture pubbliche libere non ce ne sono e qualora ne avessi le destinerei ai miei cittadini in difficoltà, taglia corto, ma nella conta finiscono anche molti comuni di centrosinistra, da Preganziol con 38 migranti a Silea con 33. Spazi comunali, ribadisce il sindaco Cendron, non ce ne sono. Noi siamo all'interno di chi è favorevole a un'accoglienza diffusa, tuttavia non avendo strutture pubbliche da mettere a disposizione, ci siamo messi a disposizione come risorse umane e organizzative. Comune pronto ad agevolare eventuali privati che volessero accogliere i migranti, non così Castelfranco. È lo specchietto delle allodole dei 35 euro al giorno che stuzzica magari qualche privato o qualche speculatore a rendere disponibili degli spazi. Quando dovessero per qualsiasi motivo esserci dei problemi, non vengano a bussare alla porta del municipio.